Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano, siamo su Valentino Rossi The Game Theory, siamo al Mugello e siamo terzi in griglia, dai, quindi una qualificazione positiva per fortuna. Adesso speriamo di fare una buona gara, cazzo, perché in qualifica ho lasciato il traction control, in gara lo levo. Perché voglio vedere le differenze più che altro, perché tanti mi hanno detto magari di rimettere il traction control, io onestamente non ne vedo. Vabbè, traction control spento e si va. Devo cercare di recuperare posizioni in campionato perché è la prima volta che mi ritrovo così indietro dopo tutte ste gare, cioè sono un po' in depressione raga, quindi ho bisogno del vostro supporto. Scusate se non sto registrando tanto in questo periodo, ma è stata anche per me, quindi si va fuori, tutte queste cose qua ed è normale insomma registrare un pochettino meno, ecco. Ma poi mi sto preparando psicologicamente, mentalmente, fisicamente a Formula 1. Brutto errore questo. Brutto errore per il Come. E scivoliamo in settima posizione. Calma, comandino, calma. Non capisco cosa c'ho in gara, Guarda quante posizioni ho perso, Cristo. È quello che non capisco, faccio un errore e perdo 1000 posizioni. Boh, vai. Dai che adesso recuperiamo. La puttana, c'è un temporale fuori. Bene. Sta venendo lampi e tuoni, signori, lampi e tuoni. Dai, come devi recuperare, cazzo. Dai, Cume, dai. Eccola, questa è la curva del Cume. Poi recuperiamo buone posizioni, dai, vecchio mio. Dai, svegliamoci, Cristo di un Dios. Deve tornare il super fantacume. Questa moto però proprio non mi piace. Adesso vediamo se cambiarla o meno. Dai, prendiamo la scia di liuti. Ok. Dai, spingi, spingi, Cristo. Non è che possiamo ancora recuperare, devo ancora vincere una gara in questo mondiale, ragazzi. È una crisi. Mai successa una crisi del genere per il talentissimo. Niente. Per voler recuperare faccio cagate, non c'è niente da fare. Non sono tranquillo. Non sono tranquillo, ragazzi. Se il Cume non è tranquillo non può rendere. È sotto pressione veneziana ancora, Dio Cristo. Però sta moto non la tengo, non c'è niente da fare. O proverò a cambiarla, cosa... non so che altro dire. Dai che c'è Durelli, ragazzi. Come si butta bene qua, rischia un po' ma ce la fa. Quinta posizione per il talentissimo che ha scritto la storia di questo sport, ma che adesso è veramente nella crisi più profonda da quando è su MotoGP FA. Una crisi veramente cumendiana. Mamma mia, visto che ragazzi non è che sono moltissimo tempo bravo qua come sull'altro secondo. No. Vai, passo. Visto che non ho molto tempo, raga, facciamo ripassare qua che ha fatto... Ecco, perfetto. Buono, però, ecco, Mani Morbidelli no, perché l'avevo già superato, grazie. E registro una gara a video perché così posso mettere qualche video in più perché veramente il tempo è poco in questo periodo. Poi vado anche in vacanza, sono già in vacanza adesso, però sto qua a Venezia. Poi vado in vacanza, vado in montagna. Ultimo giro comunque. Per cui metto un video, metto una gara solo così magari posso mettere qualche video in più. L'estate è un po' così, c'è anche l'estate cumendiana. Cioè. Dai, come però, Cristo santo, siamo di nuovo settimi. Per penalizzarmi ho perso più posizioni, Dio Cristo. Ecco, vaffanculo. Niente, è un Cume un po' così. È un Cume un po' così.
Altra gara senza vincere, la striscia negativa continua, raga. Mai stata una roba del genere. Guarda, devo lottare per la 7ª posizione. Cristo di un Dius. Cioè, veramente one disaster. One disaster per il Cume. Che proprio non riesce a trovare la quadratura del cerchio in questo momento. Appena possibile cambio moto, raga. Niente, addirittura perdo un'altra posizione. La moto... Ma basta! La moto non c'è più, la moto non c'è più. Vabbè. Raga, questo è il mio mondiale per il momento, lunghissimo, anche lunghissimo. 8º posto, ragazzi, 8º posto. La crisi con... No, neanche, dai, vabbè. Undicesimo. Ma guarda che roba! Mi superano tutte. Vabbè, raga, non so più cosa dire. Cioè, in una curva mi superano in 5. No, sono molto scazzato, ragazzi. Non capisco proprio cosa sta succedendo. Non lo so, ragazzi, non lo so. Ma prima volta nella storia del Cume, veramente. Raga, un saluto al Comedone veneziano. Sono in una depressione un po' così. E niente, raga. Un saluto al Comedone veneziano. Ciao!